Senti, ma tu conosci dei personaggi che chissà quanti aneddoti hai, che riferiti proprio a questa fantasia? Personaggi. Ma sì, tu mi fai venire in mente di un tipo, guarda, mi ha fatto ricordare un tipo, era sì, un personaggio che per raccontare quello che era accaduto durante la giornata, è vero, esagerava nel racconto, esagerava con i gesti, esagerava con gli avvenimenti che gli erano capitati, che l'uno comportava l'altro, che a un certo punto si imbrogliava, doveva smettere, dice non ne parliamo più. Capisci? Perché diventava una catena impossibile a sostenersi. Era uno bassino, sai, uno bassino, mamma, con certi occhi, sai, luminosi, che esprimevano mille cose. A un certo punto mi dice, sapete come è successo? Stamattina sono uscito di casa, già evidentemente mi si è rotta una bottiglia, e ho pensato che la giornata mi andava male, perché quando succede una cosa va tutta a rovescio. Infatti quando è stata la sera, era notte, capite? Era già uscita una luna che non finiva mai. Io camminavo con la mia macchina, tengo una macchinetta, una piccola macchina di fare spinta. Allora qua mi ha fermato un vigile, documenti, sangue della morte, sangue di qua e sangue di là, i documenti li ho lasciati a casa. Ma io sono Tizio a Zimbrone e qua c'è sta tanta gente che vi può dimostrare, perché io sono conosciuto come Sette Tanari, è vero. Uno si è avanzato dalla folla e dice sì signore, io lo conosco. E Tizio a Zimbrone, a un certo punto esce un cinese corto corto dice io non conoscere questa donna, lo dicevo in cinese, io fortunatamente conosco qualche parola di cinese, ho capito, ho detto, in cinese ho detto tu sei un fedente, lui mi ha risposto in cinese e tu sei una schifosa, a Vigliani ha cacciato una scimitarra, figurati, io vedo sta scimitarra e scappo immediatamente, dico chi se no mi taglia la testa, sapete quei fendenti che tengono i cinesi, quelli immediatamente mi sono battuto la testa dal collo e mi sono messo a cuore, lui me ne ha preso con la scimitarra, io correvo. Ma io la corsa l'ho fatta talmente veloce che sono arrivato a casa mia. Sono arrivato a casa mia, ho infilato il portone e il cinese appresso. Io, Carme, Carme, araba, tengo il cinese appresso, araba, la porta, arrivo. Da lì. E nessuno apriva, evidentemente. Mia moglie era uscita. Dico allora a questo punto che posso fare? Il cinese sale, mi taglia la testa. E allora con un calcio ho sfondato la porta con tutta la forza. Indovinate come succede? Apre, sfondo la porta, una tigre. Ecco, mi avevano una tigre di fronte. Beh, il resto non ve lo posso raccontare, se no si spaventano le signore.